Ok, qui abbiamo una bella vasca, vedete, in cui abbiamo messo questi pasticcini che hanno varia forma. Potete avvicinarvi, bambini, non abbiate paura. Non si muovono perché durante lo stadio di crisalide l'animale, la farfalla, è immobile, è lo stadio in cui il bruco deve diventare una farfalla. Ma c'è tanto lavoro da fare, per lo più per le ali, perché le ali sono qualcosa che il bruco non ha e per costruirle, per crearle biologicamente, bisogna fare un grosso lavoro ed è quello che fanno all'interno della crisalide. Partiamo dalle crisalidi più classiche. La tipica crisalide verde. La crisalide verde è una crisalide semplice da comprendere. È verde, si trova in mezzo alle foglie verdi, ha una forma che non si fa tanto notare, per cui direi che è un sistema per mimetizzarsi. Mimetismo criptico, non farsi vedere da chi dei predatori, perché lo stadio di crisalide è sempre lo stadio più vulnerabile dell'animale e infatti noi le teniamo dentro delle nursery protette con temperatura costante, 28-29 gradi, umidità superiore al 70%, se no le farfalle non riescono a uscire nella maniera adeguata. Queste sono le crisalidi delle meravigliose farfalle blu morfo, tra le più grandi che abbiamo. Dopo le vedrete, purtroppo non c'è un modo per attirarle come ho fatto con queste, l'unico modo lì è cospargersi di frutta marcia. L'ho fatto una volta, ma non è entrato nessuno. Prendiamo un'altra crisalide. Anche questa è una classica crisalide che ci dà però un'altra strategia. Guardate che grande. Questa è veramente la farfalla di una più grande che abbiamo. È la farfalla civetta. E voi la vedrete, perché adesso siamo in Asia e sia la morfo blu che la civetta sono tipiche del centro Sud America. E quindi le vedrete nella serra che abbiamo realizzato proprio per ospitare piante e animali del Centro e Sud America. Voi direte, ma perché c'è un clima diverso? No, il clima è uguale, che sia Asia, che sia l'Africa di prima, dove siamo passati, o Amazzonia, sempre clima di foresta fluviale. Manca, che cosa cambia? Cambiano gli ospiti, per cui, voglio dire, la farfalla morfo che mangia delle liane del genere mucuna non può vivere in Africa perché non c'è quella liana e quindi può vivere solo in Centro Sud America, ma il clima è uguale, vivrebbe benissimo in Africa. Allora, come vi stavo facendo vedere, eccolo qua, questa è una crisalide di farfalla civetta e ha una strategia ben evidente, imita una foglia secca. Ha addirittura le false nervature, sono dei disegni che imitano le vere nervature della foglia, in modo che qualsiasi animale, il tipico insetto insettivoro che cerca le farfalle perché è lui il tipico predatore, appena vede questa crisalide pensa sia una foglia. Cosa succede all'interno di una crisalide quando è ferma? Perché quanto dura? Un paio di settimane. La morfo e la caligo sono più grandi, anche un mese. All'interno c'è una rivoluzione. Fuori sembra che succeda niente, ma all'interno c'è veramente una rivoluzione. Tutti i tessuti vengono disgregati, vengono disorganizzati e poi le cellule si riarrangiano a formare un animale che sembra totalmente diverso. Ecco anche perché poeti e umanisti hanno sempre preso la farfalla come esempio, perché tutti noi in un certo momento della nostra vita, magari non di quelli più brillanti, abbiamo desiderato di essere dei bruchi e un giorno di svegliarci farfalla. Quindi la trasformazione ha sempre indotto un grande interesse, vero? Se io parlassi a questa farfalla sarebbe inutile, perché è sorda. Non l'individuo, la specie. Normalmente le farfalle diurne sono sorde. Sapete perché? Qualcuno ha detto perché le orecchie avrebbero fatto resistenza all'aria e sarebbe stato un problema volare. No, non è per questo, perché le orecchie degli insetti non hanno i padiglioni auricolari, sono semplici fori con delle membrane timpaniche. In realtà non sentono i rumori, i suoni, perché loro non comunicano con i suoni. Quindi non hanno bisogno, come noi, di percepire suoni. Ovviamente loro comunicano con i colori e anche con gli odori. Ci sono ovviamente eccezioni. Molte farfalle notturne devono sentire i suoni. Perché una farfalla notturna deve sentire i suoni?
Questa è una bella domanda. Perché devono sentirsi? I predatori. E quali sono i predatori delle notturne? I pipistrelli. E cosa producono i pipistrelli? Ultrasuoni, che sono suoni. Quindi molte falene percepiscono gli ultrasuoni. Noi no, infatti quando passa un pipistrello non sentiamo niente, loro sentono tantissimo. E ci sono alcune falene velenose che imitano, che buttano fuori dei suoni in ultrasuoni, perché i colori non si vedono di notte, ma degli ultrasuoni particolari i pipistrelli riconoscono che sono quelle velenose. Allora, adesso vi farò vedere una delle crisalidi più spettacolari, la crisalide della farfalla Idea. Sembrano d'oro, vi assicuro sono vive. Queste stanno aspettando di svilupparsi e tra pochi giorni da qua uscirà la farfalla bianca e nera che non c'è solo nel momento in cui la stavo citando. Eccola qua. Arriverà. Ne hai una qui dietro al braccio. Eccola lì. Ecco, come vedete, innanzitutto vediamo anche un'altra cosa. La farfalla Idea non ha alcun colore in comune con la crisalide. E come mai? Perché spesso siamo portati a pensare, perché ci piace quando le cose vanno avanti facili, che il colore della crisalide sia poi quello dell'adulto. No. E perché? La crisalide vive in un ambiente, sotto le foglie della foresta, rimane immobile, non può muoversi e quindi ha esigenze diverse da una farfalla adulta che vola, può scappare, magari che frequenta anche aree diverse della foresta. Quindi ambienti diversi, abitudini diversi, colori diversi. Allora, chiediamoci, ma perché sembra d'oro questa crisalide? Allora, abbiamo detto che è una specie velenosa, vi ricordate? Giallo-nero, no? Un po' come fanno le nostre vespe o le api, è un colore che può essere efficace e viene facilmente e velocemente imparato da, ad esempio, i predatori di cui parlavo prima. Sono anche queste rigide, purtroppo non si conserva questo colore, quando nascono rimangono le spoglie trasparenti. Sarebbe bello poter, se rimanessero queste anche dopo che sono uscite le farfalle, sarebbero dei gioielli meravigliosi, vero? Ah, ecco qua, abbiamo due stadi di una stessa specie che ci può dire qualcosa. Normalmente le crisalidi hanno un colore mimetico, comunque, a meno che non siano velenose, poco vistoso. Questa, come vedete, è una crisalide che è quasi matura, di una farfalla bianca e arancione, chissà se ne vedo una. Eccola là, sono farfalle che appartengono alla famiglia delle nostre cavolaie, non si sa bene a cosa serva il loro colore bianco-arancione, qualcuno dice sono velenose anche loro, ma non è ancora stato dimostrato. Però una cosa sappiamo, sono farfalle profumate. Probabilmente questi profumi servono a indicare magari ai predatori una possibile tossicità. E qua abbiamo la stessa crisalide però più matura, è quasi pronta. E da che cosa la riconosciamo? Questa qua tra poche ore sarà pronta per uscire. Vedete che traspaiono i colori delle sue ali? Quelle sono le ali all'interno della cuticola che lasciano trasparire il colore reale dell'ala, che qua è piccola, ma poi viene spiegata, un po' come quando fiorisce, scusate, un po' come quando sboccia un fiore. Quindi è un modo anche per noi per capire, questa per esempio è ancora indietro, ma appena il giorno prima di quando sarà pronta per sfarfallare, diventerà scura e cominceremo a vedere anche lì il colore reale delle ali della farfalla adulta. Questa è una farfalla papilio, il colore è mimetico, si appende proprio sulle piante dove si sviluppa il bruco ed è invisibile, sembra una foglia. Però abbiamo anche altre farfalle, sempre papilio. Questa per esempio, vedete, ha invece un colore marroncino perché diventa crisalide sui tronchi e quindi non tra le foglie. Anche qui, guarda, sembra proprio un pezzo di legno, una corteccia, vedete? Invisibile. E da qua esce una bellissima farfalla gialla, nera e arancione che vola in Africa. E adesso parliamo invece dei bozzoli. Molte persone pensano che il bozzolo sia sinonimo di crisalide, ma non è così. Il bozzolo è un involucro che il bruco produce prima di diventare una crisalide. All'interno del bozzolo c'è la crisalide e questa è la crisalide della falena cobra. Guardatela, questa
non ha alcun disegno o forma particolare perché tanto non la vede nessuno. Questa è come sarebbero tutte le crisalidi se non si dovessero preoccupare del loro aspetto. E finché sei in un bozzolo non ti preoccupi dell'aspetto, ma se non hai il bozzolo come le altre che abbiamo visto, allora devi adeguarti per non farsi vedere, non farti vedere. Come fai a capire che è un maschio e una femmina? Nella parte genitale ci sono delle fessurazioni diverse nel maschio e nella femmina, ovviamente perché gli organi genitali sono diversi. Il maschio ha due grandi valve per afferrare la femmina, mentre la femmina no. E i bozzi di queste parti così diverse tra maschio e femmina si possono vedere, ma serve un microscopio. C'è un altro sistema in questa specie di farfalle, in questo gruppo. Le falene, come la falena cobra, questa è la più grande falena del mondo, ha delle antenne molto grandi il maschio, perché deve trovare la femmina seguendole il feromone. Pensate che riesce a percepire una femmina anche fino a 10 km di distanza. Le antenne sono molto grandi, ma già sulla crisalide noi possiamo vedere l'impronta di queste antenne, sembrano delle foglie, la vedi? Da qua uscirà un'antenna con tante ramificazioni e delle piccole peli, si chiamano sensilli, che sono quelli che poi permettono al maschio di percepire il feromone della femmina, perché le farfalle sentono l'odore non con il naso, che non hanno, ma con le antenne. Questo quindi lo usiamo in questa specie per determinarne il sesso durante lo stadio di crisalide. Non funziona però per le farfalle diurne, perché maschi e femmine hanno tutte la stessa antenna, perché non usano come le notturne i feromoni in una maniera così determinante e a lungo raggio. Vi ricordo che il bozzolo è fatto di seta, è una secrezione che il bruco produce per migliaia di volte, avvolge questo filo di seta che può essere lungo anche 1 chilometro, pensate. Noi poi abbiamo imparato a sfruttare la seta perché ha delle proprietà che ancora sono insuperate per certi ambiti, no? E quindi niente, conosciamo tutti il bacco da seta, è una falena di origine cinese, si crede, che poi è stata domesticata e adesso non volano neanche più i bacchi da seta agli adulti, un po' come le galline. Abbiamo selezionato animali che non possono scappare più di tanto per poterli poi allevare al meglio. Grazie a voi per essere venuti e ci vediamo la prossima volta. Noi ogni tanto organizziamo di queste cose, un po' perché ci si diverte, un po' per farvi vedere cose che di solito non si vedono, perché queste cose nessuno ve le mostra, e un po' per fare qualche video e un po' per far vedere questa cosa qua che mi piace così tanto.